Che cosa è lo sgracco? Accontento Giuseppe Pizzurro e vi do la definizione. La traduzione che più si avvicina all'italiano è sicuramente lo sputo. Dicesi sputo la fuoriuscita, il getto volontario di saliva dalla bocca. Benché sia simile però, in siciliano con lo sgracco si intende la fuoriuscita, il getto funesto di una sostanza molle e viscida, per lo più composta da catarro. Lo sgracco può avere diversi colori, generalmente giallognolo o verdognolo, e ciò dipende da quanto tempo di vita vi rimane. Espettorare, sgraccare può rappresentare anche un gesto di disprezzo, ma anche in questo caso ci viene in aiuto l'italiano che lo fa sembrare quasi un gesto normale. Quando qualcuno vi importuna, ad esempio, potreste riferire: dileguati dal mio cospetto, diversamente applicherò le mie soluzioni catarrali sul tuo viso. Vedete come appare naturale, forbito e quasi gentile rispetto a... Oh, poi sono te le veramanze e ti sgracconta la faccia. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così non fosse che la vostra parte rettale possa diventare il miglior luogo dove piazzare gli ombrelloni estivi. Vi saluto, ciao!